Saranno stati forse gli appelli lanciati da Don Alessandro di Fede Sant'Angelo e da Fra Antonio Vitanza a far smuovere le coscienze di colui o di coloro i quali hanno rubato nella notte tra il 9 e il 10 novembre scorso la statua di Sant'Anna a Favara. Stamattina infatti, dopo una settimana, la statua in vetro resina è stata rinvenuta sui gradini che portano all'edicola votiva, sita nell'omonima contrada, accompagnata anche da un mazzo di fiori bianchi. Tanta la contentezza dei residenti che per tutta la settimana non hanno smesso di pregare affinché qualcuno potesse dare loro qualche indizio o far trovare la statua a suo posto, cosa che è avvenuta proprio oggi. Un ringraziamento particolare gli abitanti della contrada lo rivolgono a chi ha rimesso la statua a suo posto e si dicono convinti che quanto accaduto la notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 forse sia stato solo un episodio spinto dal bisogno di avere per qualche giorno la statua a casa. Intanto si sta già organizzando una santa messa di ringraziamento. Sì, stamattina ci siamo risvegliati con un bel ritrovamento, diciamo, della statuetta di Sant'Anna. È stata rimessa al proprio posto e a questo punto volevo ringraziare TVS Favara che ci ha dato la possibilità di dare la notizia dello smarrimento, del furto, e ringraziare a tutti coloro che hanno avuto la buona volontà di collaborare alla ricerca, in particolare TVS Favara e Padre Alessandro, Don Antonio, che hanno cercato di fare un comunicato, diciamo, cercare di colpire le coscienze delle persone, e abbiamo stamattina ritrovato questa bella sorpresa. Quali le sue sensazioni? Una sensazione una cosa indescrivibile, abbiamo trovato stamattina una cosa che a tutti tenevamo, tutti avevamo la voglia di ritrovarla, tutti avevamo tanta voglia e stamattina ci è stata ripagata trovandola. Quest'anno, visto il ritrovamento della Sant'Anna, cerchiamo di impegnarci di più e fare qualcosa di più per questa nostra Sant'Anna e per la contrada. Sono felice di constatare che il cuore di ogni persona può rendersi docile all'azione di Dio se solo glielo permette. Sono queste le parole di Don Alessandro di Fede Sant'Angelo dopo aver appreso del ritrovamento della statua. Non conosco le ragioni che hanno spinto i responsabili di questo gesto a ravvedersi, dice, ma è anche bello pensare che nella nostra città c'è chi è capace di azioni concrete volte alla riparazione e al bene comune. Ti ringrazio, bella.